La nostra pagina dedicata alla solidarietà. Sta nascendo a Quartuccio una casa di accoglienza per bambini orfani e maltrattati. I particolari in questo servizio firmato da Laura Floris. I lavori volgono ormai al termine, la Casa delle Stelle sarà pronta dopo Natale. Negli occhi di Ugo Bressanello c'è un guizzo di orgoglio misto a incredulità. Il sogno finalmente si sta avverando. Presto quella casa accoglierà 8 bambini orfani e maltrattati e 2 ragazze madri con i loro figli. Il progetto è nato circa 8 anni fa, quando Ugo e la moglie Petra hanno deciso di adottare un bambino. Dopo averne avuto altri 2, ora si accingono alla seconda adozione. In quel momento, raccontano i coniugi, si è spalancata una realtà e il desiderio è diventato soltanto uno: dare a più bambini possibile l'opportunità di trovare una famiglia. Una bella casa campidanese, tuttora in fase di ristrutturazione, è stata acquistata a Quartuccio. Quindi è stata costituita la Fondazione Domus de Luna, ufficialmente riconosciuta 2 giorni fa dalla Regione Sarda come ONLUS. Oggi conta 1200 soci e beneficia del sostegno di privati e grossi sponsor, perché Ugo Bressanello il mondo del marketing lo conosce bene. Lui, manager di Tiscali, amministratore delegato di Excite in Europa, che per dedicarsi anima e corpo al suo progetto ha deciso di abbandonare anche il lavoro. Noi abbiamo deciso di iniziare qui, speriamo di avere qui un inizio, ma poi di avere un proseguo lungo e continuo, non solo qui, ma ovunque ci sia bisogno e possibilità di dare una mano. Nella struttura di 500 metri quadri lavoreranno 12 operatori, selezionati da Bressanello tra pedagogisti, assistenti sociali, pediatri, psicologi e volontari.